Nel corso della quinta edizione del Premio Fedeltà e Premio Fair Play, che si è svolto proprio lunedì 10 giugno alle ore 17 all'Auditorium Rosario Livatino del Consorzio Universitario Impelloc di Agrigento, sono stati consegnati riconoscimenti e premi a società, dirigenti, giocatori e istituti scolastici che si sono particolarmente distinti nell'attuale e passate stagioni sportive. Molte le autorità sportive e civili, il vicepresidente della LND Sandro Morgana, il presidente regionale della FIGC Sicilia Santino Lopresti, il presidente provinciale del CONI Antonella Attanasio, il sindaco del comune di Agrigento Calogero Firetto e l'assessore allo sport del comune sempre di Agrigento Antonino Amato. Testimonial della manifestazione è stata la giovane calciatrice Maria Luisa Filangeri, difensore classe 2000, attualmente in forza al Florenzi in Serie A, con diverse convocazioni in nazionale under 17, 18 e 19. Non sono mancate le sorprese ed è stato il presidente della LND di Sicilia, Santino Lopresti, a comunicare ufficialmente che dal prossimo 1 luglio 2019 l'attuale presidente Stefano Valenti lascerà Agrigento per raggiungere Palermo con un nuovo incarico, coordinatore federale settore giovanile scolastico. A capo invece della delegazione agrigentina ci sarà Angelo Caramanno, ex vicepresidente e di recente insignito per i 20 anni di ininterrotta attività nel contesto federale. Dal 95 al 98 è stato allenatore dell'Acregas, cogliendo un paio di promozioni consecutive. Maria Luisa Filangeri è il testimonial della quinta edizione del premio Fair Play Fedeltà organizzato dalla delegazione di Agrigento. La tua esperienza qui ad Agrigento e raccontaci un po' la tua storia, quello che fai nel calcio. Allora, sono Maria Luisa Filangeri, 19 anni, gioco in Serie A nel Florenzi e nella nazionale Under 19. Oggi sono venuta qui per fare la testimonial del calcio femminile, dato che comunque questo è un momento importante per il calcio femminile in sé, dato che l'Italia è al mondiale e che è esordito vincendo la sua prima partita. Che impressione hai avuto di questa manifestazione? È stata una manifestazione abbastanza importante, dato che comunque anche la tematica, quella del premio Fedeltà e il premio Fair Play, fin dai primi calci è quello che diciamo ti insegnano e quello che i valori che ti vorrebbero trasmettere i mister e i dirigenti in sé. Tu fai il difensore centrale, quali sono le tue ambizioni? L'ambizione sicuramente è di arrivare un giorno a giocare il mondiale come stanno facendo le ragazze più grandi in questo momento in Francia. Quello diciamo è un sogno a cui penso aspirino un po' tutte. Cosa dici alle ragazze che ti vogliono approcciare a questo sport, a cui piace lo sport del calcio? Di iniziare perché una volta che inizi a giocare finisci per innamorartene.